Questa trasmissione è offerta da Iclea. Ecco, ben trovato al sindaco di Martignacco, Gianluca Casali, benvenuto sindaco qui al Punto a Telefriuli. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori di Telefriuli. Bene, allora parliamo con un altro sindaco dell'Interland udinese, un sindaco molto importante perché sul suo territorio ci sono molti servizi privati e pubblici che in qualche modo segnano la vita della comunità, non solo sua ma di tutta la regione. Ecco, vorrei intanto inquadrare la questione del nuovo REVAS degli EDR, insomma, questa legge che la maggioranza regionale ha varato e che dovrebbe prendere il posto, non dico delle province, ma di aree un po' più, diciamo così, coese per dare dei servizi, eccetera, eccetera. Però c'è sempre il problema delle risorse, c'è il problema, insomma, è un nuovo inizio, ecco, sindaco. Ah sì, allora la tematica è senz'altro interessante. Diciamo che c'è stata una precisa volontà dell'amministrazione regionale di istituire questi enti di decentramento regionale che sostanzialmente dovrebbero, almeno dalle parole che abbiamo sentito, ricalcare lo schema delle vecchie province, ad eccezione che per il momento non potranno essere degli enti elettivi. Fin qui tutto bene, nel senso che è una precisa volontà politica, si cerca di portare i servizi più vicino ai territori, quindi il fatto di riportare diciamo degli organi sovracomunali degli elementi decisionali può essere una chiave di lettura interessante. Quello che a mio avviso resta da chiarire è il fatto che questo non toglie le varie problematiche che nei comuni stiamo ormai sopportando da diversi anni. Da almeno un decennio o forse più i comuni si sono impoveriti soprattutto di risorse umane, di personale, perché naturalmente molte delle persone sono andate giustamente in pensione. Pensate a tutte le persone assunte nel post terremoto del 76 e ovviamente che cosa è successo? Non sono state adeguatamente rimpiazzate e oggi scontiamo un gap numerico che è decisamente importante. C'è un altro aspetto, a mio avviso, sempre legato alle tematiche del personale. Sempre più il personale che deve operare nei comuni deve avere una formazione specifica, anche improntata alle nuove tecnologie. Pensate oramai a tutte le opportunità che si sono create con l'informatizzazione, con la digitalizzazione. Ormai anche i rapporti con la pubblica amministrazione, con i comuni, avvengono attraverso portali, avvengono attraverso app tecnologiche. Ci sono tutti questi aspetti che naturalmente devono poter contare sul personale adeguatamente formato. Io credo che serva una nuova stagione di assunzioni di personale giovane che è motivato, che guardi al futuro dei prossimi 20-30 anni. Ma di tutto questo dobbiamo avere naturalmente le possibilità e la Regione deve darci una mano in questo. Certamente anche la pandemia ha accelerato questo processo tecnologico che ormai è ineludibile, cioè non si torna indietro senz'altro, insomma, no? Ecco, poi c'è il grande tema dei trasporti e della viabilità, perché non dimentichiamo che la nostra regione è una regione nevralgica, non solo perché passano tutti dall'estero, eccetera, ma proprio perché ha una sua attività anche commerciale, emporiale e comunque di relazioni, eccetera, specialmente adesso che riprenderà, speriamo, incrociamo le dita, la vita normale, e quindi le grandi strade di comunicazione che Martignacco mi pare che è molto interessata, sono un po' datate, in qualche modo bisogna anche cominciare a fare delle manutenzioni che comunque sono costose, eccetera, no? La regione è FVG Strade, che è il braccio operativo in sostanza della questione della viabilità. Ecco, cosa si sente dire il sindaco di Martignacco su questo tema, che è un tema molto importante, qualche volta lo dimentichiamo, lo diamo per scontato, insomma, ecco. Allora, hai fatto un inquadramento molto interessante. Innanzitutto quello generale. Io credo che noi, soprattutto noi, popolo friulano, dobbiamo renderci conto delle straordinarie opportunità che il nostro territorio offre.
perché in un centinaio di chilometri si può andare dal mare alla montagna, dallo sci al nuoto e attraverso paesaggi e luoghi di storia, di cultura e anche naturalistici del tutto interessanti. Siamo anche un crocevia di nazioni, no? Perché abbiamo confini di tipo sovranazionali con l'Austria, con la Slovenia, a due passi la Croazia, ma anche tutto il mercato dell'Est e tutte le nazioni dell'Est Europa, che sono tutte nazioni tra l'altro in crescita. E allora ecco, abbiamo delle straordinarie opportunità. A mio avviso l'asse principale, che è quello caratterizzato dalla terza corsia, insomma con il suo iter importante, sta andando avanti, e questo sarà un primo passo verso un'arteria principale che serve proprio a catalizzare questi flussi. Poi dovremmo essere capaci noi all'interno della regione di sfruttare questa opportunità data da questa movimentazione delle persone e delle merci. Non dimentichiamoci anche la questione sempre legata alle infrastrutture del porto di Trieste, che deve diventare un'opportunità per tutta la regione, perché se lo guardiamo esclusivamente alla città di Trieste probabilmente abbiamo una visione piuttosto miope, perché credo che le opportunità generate da quell'indotto straordinario avranno benefici interi su tutta la regione. Detto questo, poi a livello locale, naturalmente, pensate al caso del comune che amministro, insomma siamo a due passi dalle uscite autostradali di Udine Nord e Udine Sud, siamo molto vicini alla zona dello Stadio Friuli e della Fiera di Udine, che tra l'altro insiste sul territorio comunale. Siamo tagliati in due dalla viabilità regionale, dalla 464, la Udine-Spilimbergo, che diciamo è il collegamento naturale con il Pordenonese, lo Spilimberghese e la zona di Maniago, che raggiunge attraverso questa arteria Udine e l'Interland udinese. Quindi è molto interessante. Io devo dire che sul nostro territorio il rapporto con Friuli Venezia Giulia Strada è molto buono, nel senso che c'è un'interlocuzione buona, riusciamo ad ottimizzare quelle che sono le manutenzioni, che sono per parte di competenza comunale, per parte di competenza della partecipata regionale. Ovviamente sempre si può fare meglio, perché sempre si può fare meglio, ma diciamo che rispetto a qualche anno fa abbiamo raggiunto uno standard di sufficienza. Dopodiché sappiamo che proprio prossimamente anche la viabilità di livello provinciale verrà assegnata agli EDR, agli enti di decentramento regionale, e quindi anche lì ci sarà un nuovo modello organizzativo più vicino ai territori, e quindi probabilmente si riuscirà anche ad ottenere dei benefici in questo senso. C'è da registrare un caso specifico anche in questo settore, insomma nel corso degli anni probabilmente i tagli che sono avvenuti al personale e alla dotazione di beni e strumentazioni ha segnato un po' il passo, per cui se ci sono state delle difficoltà credo vadano ricercate in questi settori. Ecco Sindaco, parliamo un momentino un po' di Martignacco. Qual è la situazione in questo momento dei lavori che avete in corso? Perché certamente l'attività non si è fermata, la pandemia sta andando via, ma insomma comunque a parte questo è stata una cosa straordinaria dal punto di vista anche epocale, se vogliamo. C'è sempre l'attività ordinaria con meno personale, con più incombenze e più servizi chiesti dai cittadini, insomma, ecco. Sì, sicuramente nel mio comune, come dicevo prima, si sta riscontrando anche un turnover di personale significativo. Sono appena andate in quiescenza 2 persone, un'altra persona è andata in pensione a inizio anno, altre 2 andranno in pensione alla fine dell'anno. Capite, su circa 30 dipendenti cambiarne 6 in un anno significa insomma cambiare un quinto delle persone e dei collaboratori, quindi un numero decisamente importante. Detto questo, io credo che in questo momento Martignacco stia vivendo un momento molto positivo, abbiamo tante opere pubbliche in corso, sono circa 8 milioni gli investimenti con cantieri operativi, quindi una cifra decisamente molto importante. La scuola dell'infanzia di Nogaredo di Prato che è in uno stadio avanzato di realizzazione, siamo arrivati alla copertura, alla realizzazione della copertura per 3 milioni e 300 mila euro. La palestra del centro scolastico, anche in questo caso ormai si intravede completamente lo scheletro di questa nuova struttura per 2 milioni e 300 mila euro, ma poi anche
iniziative molto più piccole come importi, penso al dissesto idrogeologico con 2 interventi, uno per le frazioni a sud dell'Edra, quindi per Faugnaco e Nogaredo per 600.000 euro, un altro lotto di sistemazioni idrauliche a nord, quindi per la frazione di Ceresetto per 350.000 euro, quindi insomma cose molto significative dal punto di vista anche dell'impatto e della tutela verso il territorio e verso i cittadini. Ecco. Credo siano poi delle opere che avranno dei benefici per molti anni, cioè non sono delle opere di breve gittata, ma che appunto daranno il beneficio per qualche decennio. Ecco, tu hai descritto una serie di lavori molto importanti, molto impegnativi, anche che implica una responsabilità, insomma, in prima persona del sindaco e poi dei suoi collaboratori. Ecco, io ho sentito che la Regione ha deliberato, insomma, un aumento dell'indennità ai sindaci che io ritengo che non sia adeguata ai tempi e non sia adeguata proprio perché il sindaco oggi è come un vero e proprio dirigente d'azienda che ha delle responsabilità e che comunque ha anche delle responsabilità, diciamo così, non solo verso i cittadini, ma anche verso le opere e quindi anche verso quelli che sono i costruttori che hanno i vari appalti, eccetera. Insomma, è un lavoro anche complesso, non lo fa da solo ovviamente, però ha la responsabilità in primis. Ecco, tu non credi che magari un'idea di abbassare un po' le indennità a livello dei consigli regionali e aumentare un po' di più i sindaci sia una idea da prendere in considerazione? A mio avviso, ecco, su questo tema particolare ci sarebbe la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica, perché io ricordo 2 anni fa, quando mi fecero una domanda similare a quella che mi hai fatto poco fa, diedi una risposta di questo tipo, proprio che le indennità non erano sufficienti o a mio avviso erano diciamo non rapportate alle effettive responsabilità. È una cosa che tuttora sostengo. C'è da dire che da 2 anni a questa parte appunto si è avviato anche a livello regionale un percorso dove sembra che nei prossimi mesi la regione metta mano a queste indennità ritoccandole un po' all'insù. Ecco, io credo che questo sia un atto dovuto, sono felice insomma che la regione abbia fatto questo passo. Poi se facessimo un raffronto tra consiglieri regionali e sindaci, ovviamente è abbastanza evidente questa sproporzione, no, di trattamento, però non sta a me dire no, è giusto tagliare da un lato piuttosto che aumentare dall'altro, quanto voglio stare a significare il fatto che sicuramente intervenire in questa tematica specifica è una chiave di lettura che deve guardare al futuro anche in questo caso. Perché? Perché lasciando da parte l'anno 2020, che è stato un anno ovviamente dove tutti siamo stati segnati dalla pandemia, ma nel 2019, se noi guardiamo il dato nazionale, il 20% dei comuni era andato alle elezioni a livello nazionale con un candidato unico. Che cosa significa questo? Purtroppo significa che sempre più persone si stanno disaffezionando alla vita pubblica, alla partecipazione all'interno delle istituzioni. E io credo che comunità in generale senza guide poi soffrano pericolosi sbandamenti. Allora io credo che i sindaci rappresentino un caposaldo delle comunità e vanno tutelati, vanno aiutati, vanno supportati. Bene. E bisogna dare anche, soprattutto nei piccoli comuni, la possibilità a chi lo fa di poter mettere da parte per qualche anno il proprio impiego professionale di tipo privato per potersi dedicare a tempo pieno alla vita amministrativa, che richiede, se si vuole farla bene, sicuramente tanto impegno. Bene. Bene, grazie della chiacchierata, benissimo, il tuo tempo è scaduto, come si dice, ma in ogni caso tanti auguri a te, a tutti i cittadini di Martignaco e buon lavoro, Sindic. Grazie anche a te e grazie della tua sempre puntuale presenza. Mandi. Sì. Questa trasmissione è stata offerta da ICLEA.